Vittima di una rapina, la donna uccisa il 30 agosto scorso a Belvedere Marittimo, fermato dai carabinieri il presunto autore dell'omicidio. Impennata di contagi in Calabria, 28 in più rispetto a ieri, intanto sale il numero dei positivi nel CAS di Amantea. Federfarma denuncia il silenzio della regione a cui era stato chiesto un confronto, le farmacie pronte per la somministrazione dei vaccini. Sindacato in piazza a Cosenza per ribadire che in Calabria c'è urgente necessità di affrontare i temi caldi e regionali. Tornano a protestare i lavoratori dei call center di Crotone stamattina, manifestazione davanti alla prefettura. Il Festival Internazionale del Cinema a Castrovillari, programma ricco di eventi nel weekend. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG10. In primo piano la cronaca fatta piena luce sull'omicidio della donna bulgara avvenuto il 30 agosto scorso a Belvedere Marittimo, fermato dai carabinieri un disoccupato. L'ipotesi è un tentativo di rapina finito male. I particolari nel nostro servizio. È un 32enne, Andrea Renda, l'uomo fermato nella notte dai carabinieri, è accusato di essere l'assassino di Anelija Dimova, 56 anni, bulgara, uccisa il 30 agosto scorso e trovata esanime nella sua abitazione a Belvedere Marittimo. La donna era stata trovata morta nel suo letto in una pozza di sangue, con il volto coperto da una federa chiusa con del nastro adesivo. Sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente più volte e poi forse è sopravvenuta l'asfissia. Il presunto omicida è un disoccupato del luogo, incensurato, che si è anche rifiutato di fare il test del DNA, poi effettuato in modo coatto. Su di lui indizi pesanti. Il quadro indiziario si compone di una serie particolarmente rilevante di elementi di prova che sono stati raccolti nel corso di una serrata indagine condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, supportati sotto il profilo degli accertamenti tecnico-scientifici dal RIS di Messina. L'uomo il giorno dopo il fatto di sangue ha venduto ad un compro oro la fede della donna, sulla quale ci sono le sue impronte, confrontate con le molte impronte ritrovate sul luogo del delitto. Da questo raffronto emerge una identità dattiloscopica piena, con oltre 17 punti caratteristici, quindi siamo in un campo di direi di certezza. Dalla casa della donna sono spariti anche dei monili, il telefono cellulare e la borsetta, ancora non trovata. L'accusato è stato poi chiaramente ripreso dalle telecamere di sicurezza che ha fatto installare l'amministrazione comunale. I sistemi di videosorveglianza hanno chiaramente tracciato alle 2:07 il soggetto che scavalca la ringhiera e dalla porta a balcone dell'abitazione si introduce nella stessa. Resta da chiarire il movente, forse si tratta di un furto finito male. Ancora cronaca, ci spostiamo a Vibo. Ieri il tentato omicidio, oggi il presunto autore si è costituito in questura, avrebbe accoltellato il 44enne per futili motivi. Vediamo. Liti di condominio è la base del tentato omicidio avvenuto a Vibo Valentia. L'autore, un 58enne, adesso è finito in carcere. I fatti sono stati ricostruiti dagli investigatori della squadra mobile. Mercoledì pomeriggio un 44enne si era presentato al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco al torace. Era stato attinto dai proiettili mentre si trovava in auto insieme alla moglie in via Salvo d'Acquisto. Dal nosocomio era giunta la segnalazione in questura, che così ha avviato le indagini. Nel frattempo l'autore del gesto si è costituito alla polizia. L'uomo ha raccontato che nella serata di martedì 15 settembre, dopo un'accesa discussione con il ferito per futili motivi, quest'ultimo lo aveva pesantemente minacciato. Per questo, ha raccontato l'uomo agli inquirenti, intimorito proprio dalle minacce subite, ha deciso di portare con sé una pistola, una semiautomatica detenuta illegalmente. Il giorno dopo i due si sono incrociati per strada in località Feodotto. Dopo un violento diverbio, il 58enne ha estratto la pistola e ha sparato 3 colpi contro il 44enne che
si trovava a bordo della sua auto insieme alla compagna. Anche la donna ha riportato delle contusioni a causa dell'impatto dell'autovettura con un muro di un'abitazione privata. Il 44enne ferito è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni. Il 58enne è stato invece posto in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. L'ampia pagina dedicata al Covid, c'è una notizia dell'ultima ora, l'Istituto Superiore di Sanità rileva l'aumento dei contagi così come l'età media dei contagiati. In Calabria un medico del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto si è appreso, il medico avrebbe contratto il virus dal coniuge titolare di un'azienda con sede a Catanzaro, dove sono stati accertati alcuni casi di coronavirus. In queste ore si sta procedendo con lo screening delle persone entrate in contatto con i dipendenti dell'azienda, con il medico e tutto il personale ospedaliero dell'unità operativa in cui lavora lo stesso sanitario, operazioni che proseguiranno anche domani. Intanto il bollettino della regione segnala un'impennata di contagi, oggi sono 28 in più rispetto a ieri, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 180.069 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.785, 28 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 178.284. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 41 in isolamento domiciliare, 188 guariti, 33 deceduti. Cosenza 8 in reparto, 3 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare, 471 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 6 in reparto, 96 in isolamento domiciliare, 309 guariti, 19 deceduti. Crotone 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 10 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2154. A preoccupare sono soprattutto alcuni focolai come quello del CAS di Amantea, dove oggi si registra un aumento di positivi. Vediamo. Attenzione massima sul CAS di Amantea. L'attività di screening avviata nei giorni scorsi dalla task force dell'ASP per verificare la situazione tra le due aree del Ninfa Marina ha svelato nuovi contagi nella zona grigia, dove erano collocati soggetti negativi. Sarebbero 17 i soggetti contagiati e altrettante le negativizzazioni nell'area rossa, dove sono isolati invece i soggetti positivi. Il virus avanza perché oltre ai possibili contatti, nonostante la stretta sorveglianza, c'è da considerare la lunga incubazione. Un soggetto che sviluppa la malattia, seppur in modo asintomatico, può diffonderla nel proprio gruppo con rapidità e facilità. Ecco perché si sottopongono gli stessi soggetti al tampone in diverse occasioni. È stato fatto anche a Crosia, sul gruppo di bambini, tra i quali è stato individuato un positivo. Per il momento non risultano altri positivi, ma solo un bimbo con qualche sintomo da verificare. Nei prossimi giorni tutti saranno sottoposti a nuovi esami. Intanto si monitorano le attività commerciali dove sono emersi casi positivi. L'ASP ha una sezione dedicata ai controlli in questo ambito per salvaguardare la salute pubblica e non frenare l'economia già mortificata dal periodo di lockdown. Nel caso in cui è successo dovessimo trovare un operatore della ristorazione o un avventore positivo, ovviamente noi stiamo adottando una strategia molto veloce, cioè circoscriviamo immediatamente il focolaio, ovviamente verifichiamo se c'è la sussistenza dei requisiti affinché l'attività prosegua, facciamo una sanificazione straordinaria immediatamente e verifichiamo se ci sono le condizioni affinché quell'attività possa proseguire. Fino ad ora abbiamo sospeso per pochissimi giorni le attività commerciali, cioè noi l'atteggiamento del Dipartimento di Prevenzione ovviamente è un atteggiamento
che tende alla prevenzione, come dice la parola. Noi non possiamo avere un atteggiamento coercitivo nei confronti di chi magari esce già da 3 mesi di lockdown e quindi già è purtroppo piagato dalla chiusura del lockdown. Dobbiamo avere un atteggiamento sicuramente di collaborazione rispetto a queste attività. Dove ci sono, come fino ad ora è successo, i requisiti, noi ovviamente aiutiamo a proseguire l'attività. Ed è braccio di ferro tra Regione e Federfarma. Federfarma ha chiesto un incontro alla cittadella regionale e al commissario Cotticelli per un confronto sul vaccino anti-influenzale e i test sierologici, ma al momento c'è davvero un silenzio assordante. Vediamo. Federfarma chiama, la Regione non risponde, la richiesta dei farmacisti resta in stand-by. Cosa fare per la vaccinazione anti-influenzale? E ancora si chiede un confronto sui test sierologici, ma dalla cittadella il silenzio è assordante. Abbiamo più volte cercato di contattare la Regione, abbiamo incontrato il generale Cotticelli a giugno, che ci ha rinviato al direttore generale, però da quel giorno non siamo più riusciti a contattare nessuno per problemi che, a parte essere importantissimi, sono dibattuti in tutte le altre regioni d'Italia. Cioè, che cos'è che possono fare i farmacisti, che ricordo sono presenti in Calabria, il numero che supera i 700-720 farmacie in tutti i comuni piccolissimi e frazioni. Possono distribuire i vaccini per conto delle ASP ai medici in quei piccoli centri dove è difficile per il medico portarseli dietro. Possono distribuire, se la Regione vuole, i vaccini anche agli aventi diritto per poi farselo fare dal medico. Soprattutto debbono concordare con la parte pubblica l'arrivo dei vaccini in farmacia, quelli che non sono per la categoria a rischio, ma che sono a disposizione del pubblico che vuole vaccinarsi. Parliamo di un pubblico che lavora, che prende i mezzi pubblici, che gira e che quindi forse è ancora più opportuno proteggere con un vaccino anti-influenzale. Siccome i problemi sono tantissimi e non tutti dipendono dalla Regione Calabria, per esempio il fatto che si teme che i vaccini non ne arrivino a sufficienza, si teme che non ci sia nemmeno la possibilità per tutti di farselo inoculare se non dal portiere, i farmacisti hanno addirittura attivato un corso per essere abilitati anche alla somministrazione del vaccino. Su tutte queste cose non riusciamo ad avere nemmeno un incontro. Se a questo aggiungiamo il discorso dei test sierologici, che già in molte regioni dove non si riesce a farlo a tutti per le scuole, per quant'altro, ci sono dei protocolli che li fanno transitare tramite le farmacie e noi rimaniamo stupiti, anche perché abbiamo un protocollo regionale che funziona da tantissimo tempo, che assicura l'assistenza ai diabetici, l'ossigeno liquido alle famiglie e quant'altro. Non riusciamo a capire come mai non si riesca nemmeno a parlarne. Sindacati in piazza oggi a Cosenza, lavoro e sanità al centro del dibattito. Vediamo. In 1000, numero massimo consentito dalle regole anti-Covid, hanno manifestato a Cosenza in concomitanza con le altre piazze italiane. Ripartire dal lavoro è lo slogan lanciato da Piazza 15 marzo dai sindacati. I segretari regionali di CGIL, CISL e UIL e il segretario organizzativo nazionale della UIL, Emanuele Ronzani, hanno però esteso il campo ad altri argomenti, a partire dalla necessità di trattare con il governo nazionale la distribuzione delle risorse. Noi abbiamo lanciato da questa piazza di Cosenza e da altre 22 piazze in contemporanea oggi un appello al governo dicendogli: guardate, noi vogliamo collaborare, vogliamo insieme con voi decidere come spendere questi soldi, è un'opportunità che difficilmente può ripetersi per il nostro paese e allora bisogna fare attenzione e abbiamo dato delle priorità. La priorità in assoluto è quella del lavoro, infatti lo slogan ripartiamo dal lavoro perché? Perché questa situazione post-Covid ha lasciato il paese in una situazione di grande difficoltà, chi lavora l'ha perso, chi non riuscirà a trovarlo, chi ha delle grandi difficoltà a mantenerlo e allora abbiamo detto vanno fatti degli investimenti mirati
dati sul lavoro, vanno rinnovati i contratti di lavoro. 13 milioni di lavoratori tra pubblico e privato aspettano ormai da troppo tempo, qualcuno oltre 10 anni, che vengano rinnovati i contratti di lavoro. Sarebbe un segnale importante per dare delle risorse fresche alle persone, alle famiglie. Queste risorse possono aumentare i consumi possono far aumentare l'economia e la ripresa del Paese. Attenzione della CISL al mondo del precariato. Dignità al lavoro significa proprio questo, affrontare in una regione come la Calabria i temi del precariato, temi storici purtroppo, e noi sappiamo che il lavoro non si crea per decreto, e quindi chiediamo al governo di sbloccare immediatamente i tanti cantieri, le tante opere pronte. Pensiamo ai lavori della 106 fermi da oltre 20 anni, pensiamo ai lavori della 3 ancora non completata, ai lavori delle linee ferroviarie, l'elettrificazione, quindi al collegamento anche dell'alta velocità. La cosa che noi chiediamo è che il popolo calabrese non si rassegna al solo reddito di cittadinanza, quindi c'è bisogno di creare lavoro, quel lavoro che dà dignità alle persone e soprattutto che crea garanzia in termini di crescita e di sviluppo, perché questo è quello che chiede la Comunità Europea. La sanità è stata al centro di incontri con il ministro Speranza e la struttura commissariale. L'emergenza Covid ha reso ancora più impellente la risoluzione dei problemi del comparto. Noi siamo stati in parte graziati dalla Covid-19, ci augureremo di non affrontare nefandezze di quel genere, ma sicuramente un appello facciamo al ministro Speranza, ancora una volta, che nei giorni scorsi ci ha ricevuto, al quale abbiamo lanciato un appello rispetto sia al miglioramento del decreto speciale Calabria sia rispetto al commissariamento. Alla Regione Calabria diciamo: la sanità non rappresenta solo il diritto alla salute, innanzitutto il diritto alla salute dei calabresi, ma riguarda anche il 70% del bilancio regionale. Bisogna essere protagonisti, nel miglior modo possibile, perché, ripeto, sicuramente il diritto alla salute è tra i primari dei diritti di cittadinanza di questa regione. E poi ci sono le vertenze come quella che riguarda tanti lavoratori dei call center a Crotone. 3 giorni di sciopero sono stati proclamati dalle sigle sindacali che questa mattina hanno avuto un incontro in prefettura a Crotone per discutere della vertenza dei lavoratori dei call center in attesa di una nuova commessa da parte del Ministero. Vediamo. Chiedono una prospettiva di futuro i 107 lavoratori dei call center che questa mattina hanno protestato a Crotone dell'Abramo Customer Care, che rivendicano la perdita di una serie di diritti acquisiti. Nella sede della società a capo, che è quella che ha preso l'appalto, assolutamente il problema non è risolvibile, perché sostanzialmente per una questione di costi questi non sono in grado di praticamente applicare le clausole sociali così come sono diciamo, stabilite nel nostro contratto. L'unico punto di incontro è il rispetto della territorialità della clausola sociale, quindi la cooperativa ha affermato di voler mantenere il perimetro su Crotone, però non ci sono garanzie sull'applicazione del contratto delle telecomunicazioni, quindi ci sarebbero delle gravi perdite economiche per i lavoratori della commessa e questo Crotone non se lo può permettere. Stiamo sollecitando l'incontro al Ministero in cui entro oggi, speriamo massimo lunedì, fissi una data, perché è un problema enorme, perché questo significa aprire una strada al selvaggio mercato del lavoro. Non è possibile. Al loro fianco, oltre ai sindacati di categoria, anche esponenti politici del territorio. Dopo l'incontro che si è svolto in prefettura, i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno indetto 3 giorni di sciopero da domani al 21 settembre in concomitanza con il referendum. Previste altre iniziative di protesta per la settimana in attesa dell'incontro al Ministero. E speriamo che arrivi presto questo incontro al Ministero. Nel Reggino un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco, era finito in una scarpata dopo aver perso il controllo dell'auto. Vediamo. È andata decisamente bene ad un 84enne che questa mattina con la sua autovettura è precipitato lungo una scarpata. Il fatto è avvenuto in contrada Favaco nel comune di Stignano, siamo nella zona nord dell'Alto Ionio Reggino. L'uomo stava percorrendo la strada provinciale che collega la statale 106 proprio al comune di Stignano quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è scivolato lungo la scarpata, una profondità di circa 8 metri. Sul posto sono immediatamente intervenuti
intervenuti i vigili del fuoco e altre forze dell'ordine. Proprio un vigile si è calato giù ed è riuscito a raggiungere l'84enne e poi a farlo risalire. Sono stati naturalmente momenti di panico, però superati grazie alla professionalità dei vigili del fuoco e di tutti i soccorritori. Appena portato in quota, l'uomo è stato trasferito con il servizio di soccorso agli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Le sue condizioni sono comunque buone e non destano preoccupazioni. Ovviamente si dovrà chiarire meglio la dinamica, tutto sommato solo un grosso spavento. Grande successo e partecipazione per il Festival Internazionale del Cinema Castrovillari, una serie di appuntamenti, quindi un ricco cartellone per l'intero weekend. Vediamo. Sulle note della dolce vita e accompagnata da un lungo applauso, Sandra Milo sale sul palco della manifestazione ai Fest International Film Fest di Castrovillari, dedicata quest'anno al centenario dalla nascita di Federico Fellini. Sul manifesto ufficiale della manifestazione l'immagine iconica tratta dal set di Giulietta degli Spiriti, film diretto da Fellini e interpretato proprio dall'attrice tunisina, fra le donne più amate dal regista vincitore di diversi premi Oscar. La Milo torna a Castrovillari, questa volta da madrina dell'evento. È un'immagine del film Giulietta degli Spiriti, ovviamente creata sempre dal grande maestro. È molto bella perché è un'immagine di libertà, di vita, di sogno, comunque di continuità, di andare avanti, questo slancio che ha lei sull'altalena, no? E trovo che la scelta che hanno fatto come manifesto del festival sia veramente eccezionale, proprio dato anche il momento, no? Perché è un'immagine incoraggiante. Cinema, spettacoli, ma anche doppiaggio, tante le masterclass in programma, come quella dedicata alla voce nel cinema a cura del doppiatore Stefano De Sando. È una bella idea essere qui a raccontare anche un pochettino di quello che è il lavoro del doppiaggio in una bellissima location come questa nuova originale idea di creare una celebrazione cinematografica in Calabria. La trovo molto intensa, per cui va bene, vedo molta partecipazione, c'è molta allegria, la cosa quindi diverte. È il primo di Fest International Film, eccetera eccetera, per cui insomma va bene, insomma, viva Castrovillari, viva la Calabria. Nell'era digitale non poteva mancare la masterclass dedicata al cinema sul web a cura del direttore responsabile di My Movies. Ci sono alcuni che a prescindere, come diceva Totò, già stabiliscono che il film è bello o brutto e non ne hanno ancora visto un fotogramma. È un rischio, così come è un rischio pensare al film lento piuttosto che non veloce. Ormai siamo tutti abituati ai ritmi di un certo modo di raccontare che sono veloci, ma a volte la lentezza è necessaria per descrivere certi personaggi e allora non è che in televisione possiamo cambiare canale, quando andiamo al cinema invece magari dargli qualche minuto in più per cercare di capire il personaggio e di capire perché è così. Sabato la serata conclusiva con Alessandro Haber, premiato da Gerardo Sacco. Un festival che sta emozionando, che ha emozionato e che nel futuro auguriamoci crescerà sempre più per emozionare ancora di più. Ora le ultime dalla borsa. Seduta sottotono per le principali borse del vecchio continente, le indicazioni emerse dalla riunione della Fed non hanno entusiasmato i mercati, favorendo un clima di prudenza in attesa di ulteriori spunti che possano alimentare il rally osservato prevalentemente oltreoceano. Vive le attenzioni degli operatori verso le prossime mosse del Congresso statunitense, in cerca di un accordo sul nuovo pacchetto di stimoli economici. Proseguono le tensioni tra Stati Uniti e Cina dopo che l'amministrazione Trump emetterà un ordine per proibire alle persone negli Stati Uniti di scaricare le app cinesi WeChat e TikTok a partire dal 20 settembre. Il FTSE MIB di Milano chiude in rosso a meno 1,1%, in calo anche il DAX di Francoforte e il FTSE 100 di Londra a meno 0,7%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,2% e l'IBEX 35 di Madrid a meno 2%. Wall Street si muove in frazionale ribasso con il Dow Jones a meno 0,1%, l'S&P 500 a meno 0,5% e il Nasdaq a meno 0,7%. Sul Forex l'euro-dollaro resta stabile a 1,185, in calo il dollaro yen in area 104,47,
Tra le materie prime le quotazioni del greggio si muovono a due velocità, con il Brent a meno 0,1% a $43,27 e il WTI a più 0,6% a $41,23. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund viaggia a 145 punti base, con rendimento del decennale italiano fermo allo 0,96%. Tornando a Piazza Affari, scattano gli acquisti su Diasorin a più 5,8%, Inuit a più 2,8% e Nexi a più 2,5%. In coda FCA meno 3,6%, Leonardo meno 3,8% e Biper meno 4,1%. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Il ciclone tropicale che ha provocato ingenti danni nella giornata di giovedì su Isola Capo Rizzuto si è ormai allontanato dirigendosi verso le coste greche. Sulla nostra regione quindi nella giornata di oggi si registrerà un miglioramento del tempo, anche se non mancheranno isolati fenomeni instabili. Domani al mattino sereno quasi ovunque, uniche eccezioni il Lametino, il Vibonese e il Regino Tirrenico, dove saranno presenti innocue nubi sparse di tipo basso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle aree montuose, dove si verificheranno rovesci sparsi in locale sconfinamento su Interland di Catanzaro e Costa Ionica Regina. In serata, comunque, si verificherà un generale miglioramento del tempo con esaurimento di ogni fenomeno, temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani inizialmente lo Ionio si presenterà molto mosso dinanzi alle coste del Crotonese, mosso altrove, tutto ciò a causa di venti da nord a tratti forti. In ogni caso il moto ondoso dello Ionio tenderà in giornata a ridursi, in concomitanza della diminuzione dell'intensità dei venti. Il Mar Tirreno invece sarà permanentemente poco mosso sotto costa, venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.